Il Veneto è la regione del nord più colpita dal fenomeno del caporalato, seconda in Italia solo la Sicilia per numero di procedimenti giudiziari aperti. Non mancano progetti e strumenti per contrastare il fenomeno, afferma la consigliera regionale Erika Baldin, ma serve un maggiore coordinamento e si chiede perché non pensare a un protocollo regionale dedicato proprio al contrasto del caporalato. Questo a margine dell'interrogazione a risposta immediata a cui ha risposto l'assessore regionale al lavoro Donazzan e continua affermando che ci sono già progetti ma che necessitano di essere coordinati incrociando la lettura dei dati e coinvolgendo maggiormente comuni e ATS. Nel 2019 il Veneto ha sottoscritto un protocollo contro il caporalato in agricoltura. Perché non estenderlo ad altri settori, ha proposto Baldini in sede di replica alla risposta dell'assessore Donazzan. C'è poi l'urgenza di rafforzare i controlli, spesso tardivi e insufficienti. Servono più risorse per il contrasto al caporalato, al lavoro nero e alla criminalità organizzata, ha concluso la consigliera, promettendo di monitorare le scelte della Regione in sede di bilancio.